Il problema siccità diventa sempre più preoccupante in Veneto. Le associazioni di consorzi idrici stanno avanzando le richieste nelle ipotesi più drammatiche di attingere alle risorse trentine dell'Alto Adige. In crisi non solo l'agricoltura ma anche l'industria, in particolare a sofferenza nel Vicentino il settore della concia, concentrato nelle valli del Lagno Chiampo. I timori delle aziende già colpiti dai rincari dell'energia e dal calo delle richieste da parte dei clienti abituali, ora con lo spettro della crisi dovuta alla carenza d'acqua utilizzata nei processi industriali, coinvolgono direttamente i sindaci che sono costretti a provvedimenti di emergenza, come a Chiampo. Certamente la siccità riguarda e ha riflessi anche sulla zona della Concia, perché chiaramente con un minore afflusso d'acqua appunto anche la depurazione diventa più complicata. Ecco dunque che le nostre società di gestione hanno dovuto prevedere una diminuzione di limiti appunto per quanto riguarda lo scarico delle nostre attività, per consentire di rispettare i parametri poi di scarico nel tubone Arica, che è il tubone che poi fa l'equalizzazione degli scarichi stessi. Ecco. Quindi questo è l'elemento principale. Questo è un elemento di sofferenza perché dimostra come la siccità non abbia soltanto impatto ovviamente sull'agricoltura, ovviamente sul rifornimento idrico, ma ha poi come lunga conseguenza anche impatti sulla depurazione.